Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Giornata numero 22, la prima di ritorno del campionato B-Win. In posticipo il derby della Calabria allo stadio Ezio Scida di Crotone tra due vecchi cari amici, tra Eugenio Corini in serie positiva da 3 turni e Gianluca Azzori che non vince lontano da Reggio dal 9 novembre scorso. Servono i 3 punti per superare in classifica il Toro e rientrare nella zona playoff, ma ci vuole provare anche l'ambizioso Crotone che presenta 5 novità di formazione: Migliore, Vinettota, Abruzzese, Eramo e Russotto, solo 2 invece la Regina con Lavarone e Castiglia. Dirige il signor Stefanini di Prato. Gara tattica povera di iniziative, ci prova subito la Regina. Tocco di Castiglia per Acerbi, palla che passa in mezzo alla barriera, Belez con i pugni, poi c'è il fallo di Cosenza, gioco fermo, fischia Stefanini. Ecco il replay, la punizione, il sinistro di Acerbi, bella comunque la parata, poi ci prova ancora la Regina con Campagnacci per Bonazzoli sulla sinistra, prova ad accentrarsi col destro, supera Crescenzi, poi però il tiro va fuori alla destra di Belez, conclusione da dimenticare. Al minuto 26 ancora la Regina con Campagnacci per Rizzato, subito in mezzo per Bonazzoli, palla in rete, ma si alza la bandierina dall'assistente di Stefanini. Bonazzoli è in fuorigioco. Gol annullato quindi per la Regina, ecco il replay, Rizzato subito nel mezzo, ma Bonazzoli è oltre la linea dei difensori, oltre Abruzzese, si lamenta Corini, punizione poi di Cutolo, pallone toccato da Russotto, ecco la traiettoria di sinistro, pallone però deviato da Abruzzese che si trova proprio davanti alla porta difesa Puggioni, poi facile il disimpegno del portiere, ecco il replay, posizione regolare di Abruzzese che si trova proprio nel mezzo del pallone, poi fine tempo ancora con il Crotone in avanti per Ginestra, la girata, lo stop col petto, la girata di sinistro, pallone che va fuori alla sinistra di Puggioni, finisce così il primo tempo, inizia il secondo, ancora con la Regina però in avanti, pallone di Missiroli che ruba palla a centrocampo, avanza, pallone al piede, poi vede l'inserimento di Bonazzoli, taglia tutta la difesa, taglia Abruzzese, però la conclusione di Bonazzoli di destro è da dimenticare. Si lamenta con se stesso, ottimo il pallone di Missiroli, pessimo invece la conclusione di destro di Bonazzoli al minuto 25, poi ancora Regina con Lavarone, pallone nel mezzo, scontro tra Bonazzoli e Belez, scambio di cortesie, Stefanini lì vede tutto ma non prende nessuna decisione, al minuto 25 ci prova il Crotone, Crescenzi, pallone per la strana ma pericolosa di Abruzzese, Puggioni col manone, si difende in calcio d'angolo, ecco il replay che mostra la strana parabola e la parata di Puggioni in calcio d'angolo, minuto 37, punizione ancora di Russotto, pallone deviato a Campagnacci, parabola facile per Puggioni ancora una volta, si chiude il tempo con Ginestra dalla sinistra, pallone nel mezzo per Napoli, subentrato a Cutolo, pallone che finisce sopra la traversa, finisce 0-0 il derby tra Crotone e Regina, nessuna rete, poche emozioni e molto equilibrio tra le due squadre in campo. Un punto a testa che serve soprattutto alla Regina che raggiunge il Toro a quota 33 ed entra in zona playoff.